Lunedì 27 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano: carosello sciistico pronto a fine 2026. Franz Sefter, presidente della 3 Zinnen, che collegherà Padola e Pusteria, commenta così: l'investimento sarà ripagato in 15 anni. E sempre per quanto riguarda il Comelico, San Pietro di Cadore, bombe inesplose, perquisizione dei carabinieri. Ancora dal Comelico, in questo caso Comelico Superiore, le due titolari si arrendono dopo 4 anni, Bollette chiude la cooperativa del paese. Resterà senza alimentari, domani chiude la Coop di Casa Mazzagno. Un richiamo anche per quanto riguarda il comune di Ersie, anziano scomparso da 48 ore, di Antonio Salina. Ancora nessuna traccia. L'anziano ospite della casa di riposo di Ersie, originario di Celarta di Feltre, era uscito dalla struttura sabato alle 11:30 senza più farvi ritorno. Anche ieri un esercito di vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari hanno proseguito le ricerche. Il sindaco Luca Strapazzone fa un appello: è stato controllato ogni centimetro della zona di Ersie. Un'ipotesi è che Antonio abbia chiesto un passaggio. Se qualcuno lo ha preso a bordo dell'auto, si faccia avanti. In provincia 135 agriturismi, obiettivo Olimpiadi, corsi di formazione in lingue straniere, nuovi software di prenotazione. Anche gli agriturismi della provincia, 135 realtà, si stanno preparando alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Feltre, 400 scout parlano di pace, uniti nel nome di Maria Cristina. La carica dei 400 scout per la giornata del pensiero sono arrivati da tutta la provincia ieri a Feltre, dove faceva tappa la tradizionale ricorrenza allo scautismo bellunese. Il tema era la pace, una giornata nel ricordo di Maria Cristina Masocco, capo scout del gruppo di Feltre, morta tragicamente in un incidente in montagna nei mesi scorsi. E a proposito di sport, titolo a piena pagina sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno: DRL, parliamo del mondo della pallavolo, trascinata alla vittoria dai 500 della Spessa Arena. Il cuore oltre l'ostacolo, questa la Darolda Logistics non muore mai. Il bianco-blu conquistano una vittoria mastodontica contro l'Erm Group San Giustino, imponendosi al tie-break di un'altra partita al Cardiopalma e difendendo con le sue unghie e con i denti il quinto posto in classifica. La rincorsa ai playoff continua sugli spalti a tifare per i padroni di casa oltre 500 spettatori. E altro sport, motociclismo, con la Ducati nella top 5 della Superbike. Axel Bassani ormai ci ha preso gusto. Grande inizio di mondiale Superbike per Axel Bassani. I dubbi della vigilia sulla competitività della sua nuova Ducati sono stati spazzati via da un quinto e da un quarto posto, eppure il pilota di Seren del Grappa non si accontenta. Mi resta un po' di amaro in bocca, avevo il passo per il podio. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia in primo piano riferita ai servizi sul territorio bellunese. Si parla di banche in ritirata. Un comune su 2 resta senza filiale. 6 anni di tagli, Belluno ha perso 12 sportelli, Feltre 4, Pedavena azzerata, personale ridotto di oltre il 20%, Valbelluna zona nera, protesta all'Entiai. Quella bancaria è una vera e propria desertificazione, la presenza delle filiali si è ridotta di un terzo, erano 161, nel giro di 6 anni sono scese a quota 110, una débâche anche per i comuni che erano serviti, risultavano 46, sono rimasti 34, gli addetti erano 759 nel 2015, sono scesi a 587. L'ecatombe nella città capoluogo, meno 12 sportelli dal 2015 a Belluno su 30, Pedavena, che è Pedavena con 4.300 abitanti e l'attività commerciale che si ritrova, non ha più una banca sul territorio. Qualche apertura? Gli unici segnali di controtendenza arrivano dal credito cooperativo. Politica nazionale, ma che ci porta anche in provincia di Belluno. Ciclone Schlein sulle primarie a Belluno, doppia Bonaccini. Eli Schlein fa il pieno, nel bellunese doppia Stefano Bonaccini, rovesciando l'esito dei congressi di circolo. Il meteo, la neve nicchia, ma c'è il gelo, si riaccendono i cannoni. Nevica più sulle prealpi che sulle Dolomiti, ma gli impiantisti si accontentano, con il crollo delle temperature riattivati i cannoni.
E la foto di copertina ci porta ad Arsier, richiamo che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Ad Arsier elicottero, droni e cani, ma dell'anziano non c'è traccia. Parliamo appunto dell'anziano dell'85enne Antonio Salina, l'approfondimento all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Le storie Ponte nelle Alpi, aspiranti comparse in coda per i casting del Cinepanettone, la curiosità di un'esperienza nuova senza grandi ambizioni artistiche, un'occasione da condividere magari con tutta la famiglia, con il partner, con i figli oppure tra amici. Tutti in coda allo spazio culturale Casarossa di Polpette per i casting di Improvvisamente a Natale mi sposo, prossimo Cinepanettone che verrà ripreso in provincia di Belluno a San Vito di Cadore. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, e poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. E a pagina 2 la tragedia che ha scosso l'intera umanità, in questo caso la strage di Crotone, cimitero sulla spiaggia, questo il titolo. Naufragio shock a 200 metri delle coste calabresi, 74 morti di cui 14 minorenni. Gli scafisti ci gettavano in mare, c'erano cadaveri ovunque, salvati 81 migranti. 180 i profughi prevalentemente afghani e iraniani che si erano imbarcati, 26.000 le persone morte attraversando il Mediterraneo negli ultimi 10 anni, 225 le vittime nei primi mesi del 2023, l'anno scorso erano state 2.406 in totale. Fermato il presunto scafista, verifiche su altre 2 persone di nazionalità turca. Ed ecco appunto, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti del luogo in cui è avvenuta questa immane tragedia sulle nostre acque, i piccoli che fissano il vuoto, le grida per cercare i figli. Mia sorella è andata giù, la disperazione dei sopravvissuti rimasti senza i familiari, il soccorritore atroce, vedere i corpi, sembravano tanti. Alan Kurdi. Altri scatti, le ricerche disperate, la scarpa di un bimbo che vediamo in questo scatto in mezzo ai resti dell'imbarcazione sulla spiaggia, imbarcazione che è come se fosse esplosa scontrandosi con uno scoglio lungo appunto le coste della Calabria. Una donna afghana chiedeva disperata dove fossero i suoi figli, non si dava pace. Mia sorella era vicino a me e a un certo punto non l'ho più vista, ora è su nel cielo. Altre testimonianze. Ma cosa è successo? Mercoledì 22 febbraio un barcone parte da Smirne, siamo in Turchia, a bordo tra i 180 e 200 migranti provenienti da Iraq, Iran, Afghanistan e Siria. Sabato 25 febbraio in serata l'imbarcazione viene individuata da un aereo Frontex a 40 miglia dalle coste calabresi. Le condizioni meteo impediscono a una motovedetta e a un pattuglione di intervenire per il salvataggio. Ieri nella notte la nave si scontra con gli scogli, si spezza a metà e naufraga. Le pattuglie arrivate via terra trovano il relitto e decine di corpi sulla spiaggia. Vediamo appunto il percorso fatto da questo barcone partendo appunto dalla Turchia per raggiungere in questo caso il nostro paese. Il motopeschereccio partito dalla Turchia ha urtato uno scoglio, impossibili i soccorsi. E queste le risposte della politica in merito alla strage di Crotone, il richiamo del Quirinale, più impegno dell'Unione Europea nella lotta ai trafficanti. La tragedia apre una breccia tra l'Italia e l'Europa, Mattarella assuma il controllo dei flussi, ovviamente appello lanciato all'Unione Europea. Bruxelles ora accelera sul patto firmato dai 27 2 anni fa, vertice dell'Unione Europea il 9 marzo. Ed ecco le dichiarazioni politiche. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, molti provenivano da Afghanistan e Iran. L'Unione Europea assuma la responsabilità di governare i flussi e sviluppo di quei paesi. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione UE, insieme dobbiamo raddoppiare gli sforzi nel Mediterraneo per il patto sulla migrazione e l'asilo e per il piano di azione. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, gli Stati membri ora devono farsi avanti e trovare una soluzione. All'Unione Europea servono regole comuni aggiornate per questo fenomeno. Notizie di carattere italiano, attualità, pagina 5, commosso omaggio a Costanzo, a De Filippi l'oltraggio del selfie, chiusa ieri sera la Camera ardente al Campidoglio, nel pomeriggio il funerale del giornalista. E vediamo appunto la foto incriminata, uno dei selfie ai quali è stata sottoposta Maria De Filippi. Ma andiamo avanti con la politica nazionale che ci porta anche in provincia di Belluno.
Le primarie del PD, sorpresa Schlein, il Partito Democratico volta pagina, eletta la nuova segretaria, oltre 1 milione di elettori al gazebo, ribaltato il voto, dato nei circoli. 1 milione di persone l'affluenza registrata per queste primarie, 3,5 milioni di persone che hanno partecipato alle primarie del 2007. A nord situazione subito molto chiara, a sud è servito più tempo per contare i voti. La festa interrotta del favorito, tocca a lei, io a disposizione, nel quartiere generale di Bonaccini nessuno sorride, tutto il voto di opinione è andato a lei. L'ho sentita e le ho fatto i complimenti, ora chiedo a tutti di mandarle un applauso, lei più capace di me a trasmettere il rinnovamento. Adesso le daremo una mano a queste dichiarazioni di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del PD e nonché presidente della regione Emilia-Romagna. L'entusiasmo tra i sostenitori di Elly, a un passo dal sogno della segreteria, lei sceglie la prudenza in attesa del risultato definitivo, ne parliamo dopo, adesso è ancora troppo presto. Da Zingaretti a Provenzano, a Boccia nessun commento e qualcuno rivela: ho visto Moretti, ha votato per lei. Queste le sue prime dichiarazioni, non è partito nessuno spazio ai cacicchi e capi bastone né per la logica della cooptazione. Francesco Boccia, se come auspico siamo avanti nelle grandi città, vuol dire che è fatta. E ancora per quanto riguarda le primarie del PD, nel bellunese, ecco l'approfondimento che ci porta in provincia di Belluno. Schlein doppia Bonaccini, capovolto l'esito dei congressi nei circoli. Nei seggi allestiti ieri dai Dem hanno votato 2.182 persone, le reazioni: voglia di cambiamento e politica di sinistra. Passiamo ai fatti che riguardano la regione Veneto, pagina 9, fatto di cronaca, omicidio Toffanin, convocato il super pentito Stefano Galletto, è custode dei tanti segreti, fece arrestare gli ex compagni, decisi a ricostruire la nuova mala del Brenta. L'approfondimento lo troverete a pagina 9. E adesso invece la sanità veneta, borse di studio per specialità mediche, 1 su 4 è senza pretendenti. In Veneto più rinunce che a livello nazionale, urgenza 72% di posti vacanti, anestesia e radioterapia le più snobbate. Troverete appunto le scuole di specializzazione, i contratti banditi, appunto anche quelli non assegnati, i contratti abbandonati e i contratti non assegnati e abbandonati, numeri che di certo devono farci riflettere. Camici bianchi insoddisfatti, il 36% cambierebbe mestiere, il sondaggio una professione in crisi, quella del medico. Ancora dal Veneto, pagina 11, Venezia vince Vallotto, sto con Stefani Carroccio, penultima sfida prima del regionale. Il congresso provinciale della Lega elegge l'ex parlamentare Salviniano dichiarato, battuto Di Luzio con il doppio dei voti. Ma adesso le notizie che riguardano prettamente la provincia di Belluno, siamo a pagina 14, la fuga delle banche, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del quotidiano bellunese. Dalla provincia, sportelli aperti solo in 34 comuni, il personale è stato ridotto di oltre il 22%, il 1 marzo un sit-in della Wilca Lentiai, sono presidi economici e sociali. 6 anni di tagli, pedavena azzerata, Belluno ha perso 12 indirizzi, la mappa delle casse in provincia stravolta a partire dal 2015, Borgo Valbelluna, complice la fusione, passata da 10 a 5 sportelli. E a tal proposito hanno detto Carlo Antiga, reinvestiamo con imprenditori che conosciamo e destiniamo gli utili oltre che i soci alle attività sociali, culturali, assistenziali e volontaristiche del territorio. Fulvio Furlan, se mancano soggetti legali e regolati per erogare credito e gestire le risorse economiche, si rischia di lasciare spazi all'illegalità e alla criminalità. E ancora Roberta Bellini, la desertificazione bancaria è una piaga sociale che priva alcuni paesi di presidi, danneggia l'economia e le persone più fragili ed in difficoltà. Tanti grafici che troverete a pagina 3, a pagina 15, sportelli ogni 100.000 abitanti, la media è di 25, trend di utilizzo dei canali dopo il Covid-19, come si può vedere ovviamente la fanno da padrona le app, i siti dedicati ai singoli istituti bancari e poi ovviamente il resto. Il credito cooperativo è in controtendenza, gestiamo i risparmi del nostro territorio. Una buona notizia comunque è presente, le BCC sono le uniche ad aprire ancora nuovi punti di riferimento. Antiga, siamo piccoli ma diamo risposte veloci e concrete. A pagina 16 la rubrica Vivere la Gordino, quando la città stanca, storia di Lidia Ben a Milano e ritorno, ma qui non è facile. Il viaggio a ritroso della 41enne con il marito e la sua famiglia, dagli aerei all'e-commerce tra le case di Taibon e Belluno.
Siamo a pagina 17, il 3 Zinnen cresce a suon di investimenti, Senfter siamo al servizio del territorio. La società che ha impianti tra la Pusteria e Padola ha messo sul piatto 250 milioni in 10 anni tra nuovi collegamenti, seggiovie e piste. Puntiamo a partire con i lavori in Comelico entro il 2025. Io sono ottimista. L'intervista del patron di questa iniziativa, parliamo di Franz Senfter, progetto Stacco per lo sviluppo turistico e sociale. Pagina 18, sempre per quanto riguarda il clima in montagna, il clima che cambia le insidie in alta quota, occhio ai punti sui crepacci sono fragili. Il presidente delle guide alpine venete Enrico Geremia mette in guardia dai pericoli la Marmolada sorvegliata speciale da lassù, panorami ormai primaverili, la neve non è più compatta, serve prudenza soprattutto da parte degli sci alpinisti. Pagina 19, in coda per il casting cinematografico, curiosi ma senza velleità artistiche. Il sequel di Improvvisamente Natale richiama oltre 200 aspiranti comparse alla Casa Rossa di Ponte nelle Alpi. Ed ecco alcuni scatti degli aspiranti attori richiamati appunto dalla troupe di questo cinepanettone. Comelico Superiore De Martin Pinter, sesto mandato del gruppo ANAI. Continuiamo con il meteo, la neve nicchia ma c'è il gelo, sulle piste tornano i cannoni, le precipitazioni tanto attese hanno baciato più le prealpi che le Dolomiti, impiantisti e albergatori vedono comunque rosa, arriviamo a fine stagione grazie anche all'utilizzo dei cannoni. Oggi la cabina di regia, cantieri olimpici, il conto di Cortina già a 200 milioni di euro e ancora Sedico, festa per l'Alfiere Maddalena. Dal Quirinale era dovuta correre direttamente alla Spezia per una gara di scherma, ma quando finalmente è rientrata in paese sabato a tarda ora, il municipio l'aspettava una festa. Maddalena da Rozza è stata accolta dal comune di Sedico e da tantissime persone desiderose di congratularsi con la neoalfiere della Repubblica, un'emozione condivisa fra sorrisi e bandiere tricolori. Passiamo a pagina 21, la ricerca dell'anziano di Arsier, in campo elicottero, droni e cani molecolari, ma non c'è traccia dell'anziano scomparso. L'appello del sindaco, se sabato un automobilista ha dato un passaggio ad Antonio, avverta subito i carabinieri. Niente viene tralasciato nelle ricerche di Antonio Salina, l'anziano ospite della casa di riposo San Giuseppe, uscito dalla struttura sabato mattina e da quel momento sparito nel nulla. La prefettura, che ha assunto il coordinamento della macchina dei soccorsi, ha chiesto agli operatori uno sforzo speciale. Ieri l'intero comprensorio arsedese è stato battuto palmo a palmo, controllando con ancora maggiore accuratezza strade, sentieri e luoghi dell'85enne potrebbe avere utilizzato per allontanarsi. Ed ecco un primo piano di Antonio Salina, oltre 80 i soccorritori impegnati nelle ricerche, aumenta l'apprensione per le sorti di Salina. Continuiamo con pagina 22, alpini sgomenti per la guerra, Marek, noi portiamo pace, questa è la dichiarazione del presidente della sezione ANA di Feltre. Ieri l'assemblea della sezione, confermato il ruolo chiave della caserma Zanettelli, Rita Dalzotto è la nuova madrina delle penne nere, lievissima flessione nel numero di iscritti. E a proposito di iscritti, la giornata del pensiero, ponte simbolico in legno, veicolo di dialogo per gli scout bellunesi. Continuiamo con la rubrica Cultura e Società. Venezia, l'Accademia Olimpica guarda a un futuro di buone pratiche e tutela dell'ambiente, istituzione da sempre connessa con l'Università di Padova, il programma del nuovo presidente Gianluigi Fontana. E adesso lo sport bellunese, come sempre l'edizione del lunedì è ricca di eventi che si sono susseguiti nel fine settimana. Siamo a pagina 24, Dolomiti, calcio di Serie D, Dolomiti KO a Este, ma quanti rimpianti nel secondo tempo. L'11 padovano va in vantaggio dopo un'ora di gioco grazie al bomber Menato, poi sono almeno 4 le occasioni nitide non sfruttate dai ragazzi di Zanin. 1-0 il risultato finale tra Este e Dolomiti bellunesi. Calcio di eccellenza, Ivo Bez dominatore e Limana Cavarzano stende la Piovese, quarto successo consecutivo e la zona play-out è più lontana, 2 gol nel primo tempo, poi il sigillo su autorete degli ospiti, 3-1 il risultato finale tra Limana Cavarzano e Piovese. Altri risultati, calcio di eccellenza, Bezzi, i punti in palio valevano doppio, l'età è quella ma mi sento bene. 3-2 tra Dolomiti Bellunesi e Bassanese, questo per quanto riguarda l'eccellenza femminile. Calcio di promozione, troppi errori e disattenzioni, l'Alpago crolla a Paese. Al gol dei trevigiani risponde Sakayeka, ma immediato arrivo il nuovo sorpasso, i gialloverdi non sfruttano il pari della Giulia Sagittaria che è seconda ai più.
3-1 il risultato finale. 0-0 invece tra Vazzola, Longarone, Alpina, 1-0 tra Conegliano e Fiori Barp. Per la prima categoria 0-3 tra Arsie e Borgo Valbelluna, 2-1 tra San Vendemmiano e Schiara. Continuiamo con i risultati della seconda categoria: 5-3 tra Lentiaia Gordina, 0-1 tra Fulgolfarra Juventina Mugnai, 1-2 tra Sospirolese Ponte Alpi, 1-2 tra Castione Nogaré, 0-0 tra Gemelle Suis, 3-2 tra Sarmede e Alpes Cesio. Per la terza categoria 0-0 tra Pedavena Fortogna, 2-1 tra Piave e Comelico. Altri risultati per la terza di Belluno: 2-0 Limana Cavarzano Cortina, 0-1 San Vittore Valzoldana, 2-1 Plavis 2021 Auronzo, 2-1 Dinamo Domegge. Per la terza Padova 2-1 tra Per Santa Maria e Lamonese. I tornei juniores, pareggio con Sereti per la Dolomiti Bellunesi, questi i risultati: 3-3 tra Dolomiti Bellunesi e Charlins Muzzane, 3-2 tra Mareno Alpago, 1-1 tra Montello Ponte Alpi, 2-2 tra Cavarzano Limana, Cappella Maggiore, 1-6 tra Fiori Barpe e Conegliano. Ancora i campionati giovanili Under 17, 3-3 tra Dolomiti Bellunesi Union Pro, 0-2 tra Istrana Alpago, 2-5 tra Lovis Spresiano Cavarzano Limana, 1-1 tra Ponte Alpi Condor, 3-2 tra Gordina Union QDP. Passiamo a un altro sport: la pallavolo Serie 3 impresa da Rold rimonta di carattere e successo al quinto. San Giustino difende tutto, nel tie break gira avanti di 4, ma Novello e Saibene piazzano 3 asce decisivi per la vittoria. 3-2 il risultato finale tra DRL Belluno e San Giustino. Ancora dalla pallavolo Serie C femminile, Feltre il 3-0 nel derby dedicato Delfino Dolo, 3-0 tra Feltre e Limana. E continuiamo con la pallavolo Serie C femminile, 3-0 tra GS Sedico e Union Jesolo. Tiro con l'arco, va agli arcieri del Piave il Memorial Luigi Tormen. Curling mondiale juniores, doppia sconfitta per l'Italia con Norvegia e Scozia. Rugby Serie B, durissimo scontro al vertice, il Feltre cede al Franciacorta, 16-13 il risultato finale. Rugby Serie C, Pordenone strapazzato, l'Alpago non concede spazi e domina per 2 tempi, 52-5 il risultato finale. E sempre per quanto riguarda il Rugby Serie C, 20-34 tra Conegliano e Belluno. Basket Serie D maschile, Valbelluna risorge, è secondo ora sotto con la fase gold. La squadra affidata in settimana a coach idolo lotta e mette al tappeto il Favaro. Dopo 4 sconfitte torna al sorriso. De Toffol top scorer con 18 punti, 75-68 il risultato finale. Per la Serie D maschile ancora basket, 73-63 tra Paese e Feltre. Basket promozione femminile, 38-52 tra BFC Academy e Valbelluna. Pagina 40, corsa campestre, all'Ori per Vicentina e la Piave al cross di Borgo Valbelluna. Una vittoria per la società bellunese fra le donne, terza classificata Lana Feltre, successi individuali di Francesco Davia, Filippo Barizza, Elisa Gullo e Sofia Isaurico. Atletica Padova, Melissa De Bona d'argento nell'alto al Pala Indoor, Baldisseri sfiora al podio. Sempre dall'Atletica, Monteprealba up and down, Burlone e Calcinoni campioni. E adesso passiamo al motociclismo Superbike con pagina 41, Super Bassani, podio sfiorato, peccato era alla portata. Dopo il quinto posto di sabato, il feltrino arriva quarto in gara 2 in Australia, ora il circuito si trasferisce in Indonesia, nel weekend si corre a Mandalika. Sono contento per come siamo partiti, ma resta un po' di amaro in bocca, questa è la sua dichiarazione. Winter Trail Running, Cortina Snow Run e Del Pero e Sortini, terza buon secondo. Calcio a 5 Serie D, riaperta la corsa alla vetta, ma il Sedico deve vincere stasera con il Sambe 1000. Ancora sport, sci nordico, oro e argento per il Veneto, medaglie per Giovanni Viel. Il grande fondo a Falcade, l'11 e il 12 c'è la Coppa Italia. E ancora corsa in alta montagna, misurina Winter Run, domenica sarà spettacolo. Biathlon in Val di Zoldo, i Camosci Sappad alzano il cielo il De Pellegrin. Ancora dallo sci alpino, Coppa Veneto Giovani, Cipriano e Dal Vecchio tengono alti i colori bellunesi. Atletica, lancio del giavellotto, Paola Padovana sotto il suo standard, ai tricolori invernali è soltanto quarta. Atletica, cross, Arnoldo Assegno tra le juniores, Colussi seconda nelle allieve in terra di Sardegna. Ancora sci alpino, la fase regionale per le scuole di sci, trofeo giovanissimi, il Cortina sul podio più alto in Val di Zoldo. E ancora per lo sci alpino, De Martin, Zanardi, Resente di Gallo sono loro i baby con l'oro al collo.
Concludiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi, più nuvoloso in pianura e con prevalenza di diffusa nuvolosità stratificata. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.